Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Cresce di un punto l'occupazione in Calabria, la città dove si registra l'incremento più significativo è Vibo, ma nel sud la disoccupazione è il triplo che nelle altre aree del paese. Nessuna ressa nei CAF calabresi per il reddito di cittadinanza, gli impiegati chiariscono, chieste informazioni solo durante la campagna elettorale. Ferisce il vicino di casa al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, il fatto è accaduto a Rombiolo, l'uomo è stato arrestato. 2 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza del Catanzarese. I finanzieri hanno rinvenuto all'interno dell'auto sulla quale viaggiavano 106 grammi di cocaina. 4 mezzi utilizzati da una ditta che opera per conto del comune di Girifalco per la raccolta dei rifiuti sono stati danneggiati la notte scorsa e sull'episodio indagano i carabinieri. Domani alle 14.30 al Marulla di Cosenza la squadra allenata da Braglia cercherà di recuperare lo svantaggio rimediato nella gara d'andata con la Viterbese, in palio la finale di Coppa Italia. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque cresce l'occupazione in Calabria, il tasso nella regione è il più alto del sud, ma resta enorme il divario con il resto del paese. Vediamo. Più 1,2% cresce l'occupazione in Calabria e il tasso è il più alto del Mezzogiorno secondo i dati Istat. Nella regione la città che più delle altre ha creato lavoro è a sorpresa Vibo Valentia che fa registrare il 2,3%. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, si potrebbe dire che il territorio è ripartito, che si è fuori dal tunnel della crisi, ma i numeri vanno confrontati con il resto d'Italia ed è qui l'amara sorpresa perché l'indice di disoccupazione al sud è il triplo di quello del nord, nonostante tanti, soprattutto giovani, abbiano già fatto le valigie. Al loro posto nelle liste di collocamento ci sono i cinquantenni, i nuovi poveri in fila agli uffici del lavoro per capire come accedere ai tirocini, agli ammortizzatori sociali che vengono pagati con troppo ritardo. L'Italia a 3 velocità, il nord che ormai galoppa, il centro che con fatica cammina e il sud che ancora è lontano dai livelli precrisi del 2008. C'è però da porsi una domanda: nei dati Istat che posto hanno le tante start-up di successo che pure ci sono in Calabria e nel sud? Sono forse queste a produrre quella percentuale che fa segnare una diminuzione della disoccupazione? Infine c'è da osservare che sono in atto dei tentativi per far ripartire il Mezzogiorno, la rivoluzione dell'industria 4.0 che impatto produrrà, gli investimenti della misura di Invitalia Io resto al sud destinata agli under 35 cambierà il tessuto produttivo delle regioni meridionali, non resta che attendere. E da questa fotografia emerge che in Calabria c'è una città che sta peggio delle altre. Reggio Calabria infatti ha il più alto dato di disoccupazione. A distanza di 24 ore dall'ultimo report dell'Istat sulla situazione dell'occupazione a Reggio Calabria, i commenti non sono pochi e tutti preoccupati. Il dato è drammatico, la città subisce sempre più gli effetti della crisi. L'ultimo rapporto infatti offre un quadro tanto impietoso quanto scoraggiante della situazione. Tra luglio e settembre scorsi si è registrato un calo rispetto al dato generale del 2016 calcolato nel meno 1,8%. Una crisi che ha colpito anche soggetti che lavoravano, questi ultimi sono calati dello 0,6%, ma la fotografia è ancora più scoraggiante se si confrontano i dati relativi alla città dello Stretto rispetto al trend regionale e a quello nazionale. Confrontando le statistiche con il resto della Calabria, l'occupazione a Reggio è diminuita del 3,2%, con il resto d'Italia a pensarci viene da piangere, quasi il meno 21%. Disastroso il dato relativo ai giovani, quasi il 70% di essi non trova lavoro. Le donne sembrano patire di più la situazione, oltre il 75% non lavora, rispetto agli uomini che si attestano, almeno per il momento, al 52%. E tutto questo provoca sconforto nel presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana, il quale vede un'ipotesi di soluzione solo nella internazionalizzazione del mercato del lavoro.
Una delegazione di psicologi in servizio nelle ASP calabresi ha manifestato questa mattina presso la cittadella regionale a Catanzaro, i particolari nel servizio. 10 anni di attesa. Gli 80 psicologi calabresi assunti a tempo indeterminato, trasferiti giuridicamente nel 2008 alle ASP e ancora non inseriti nella dotazione organica delle aziende di competenza con qualifica idonea alla propria professionalità, chiedono una soluzione d'avvertenza. Professionisti che rientrano nel personale sanitario a tutti gli effetti, impegnati da oltre 30 anni nel servizio pubblico, ma considerati come personale amministrativo. Mantengono attivi molti servizi essenziali delle ASP, importanti soprattutto per le fasce più deboli, come nella neuropsichiatria infantile, neuropsicologia, psichiatria, CSM, consultori e oncologia. Oggi in cittadella regionale, affiancati dal presidente dell'Ordine dei Psicologi della Calabria, Franco Campolo, hanno chiesto il riconoscimento promesso e sancito ormai un decennio fa. La storia è un po' stucchevole ormai. Io mi auguro che stamattina il governatore ci degni questi colleghi che mica passeggiano, sono 30 anni che operano da quasi 20 in ambito sanitario. Rappresentano una grande risorsa. Il mio auspicio è che a fronte di soluzioni che si sono trovate in questa nostra realtà anche tipo fantasiose, no? Sembra il Signore degli Anelli, il fantasy applicato alla politica, questi signori quantomeno abbiano il buon gusto di rispettare la dignità di 80 professionisti e non sciacquette qualsiasi. E io lo dico con molta durezza, è insopportabile questo atteggiamento. Io mi auguro che stamattina si possa parlare con il signor governatore, visto che la nostra politica è pronta alle sagre, a tagliare i nastrini, fare di tutto di più, a tutelare il coniglio bianco della Sila, il lupetto grigio della Presila. Questi sono 80 professionisti e la loro dignità, questi veramente non esistono per questi signori. Per questi signori esiste altro. Mi auguro che prevalga il buonsenso. La politica adesso con Iole Santelli che respinge le critiche e dice Forza Italia in Calabria ha retto all'ondata del Movimento 5 Stelle. La coordinatrice regionale affronta anche il tema delle regionali. Punteremo, ha detto ancora, su una figura credibile per rispondere all'antipolitica. Le critiche al gruppo dirigente forzista sembrano scritte dalla stessa mano. Iole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia, risponde così a chi all'interno del partito ha definito le liste di Forza Italia in Calabria alla Camera e al Senato frutto di una composizione scellerata e sciagurata. Dopo il voto alle politiche del 4 marzo scorso, infatti, non mancano le polemiche all'interno del partito. Da Castrovillari come da Reggio si invoca un rinnovamento, un cambio di passo per assicurare una ripresa seria e positiva. Iole Santelli però sostiene che in Calabria il partito c'è stato e ha retto. Il dato di fondo, ha aggiunto, è naturalmente l'avanzata straordinaria del Movimento 5 Stelle, ma in Calabria, sottolinea, abbiamo registrato la più alta percentuale in Italia. Inoltre siamo stati gli unici nel sud a strappare 2 collegi uninominali come Forza Italia e 3 come centrodestra. La coordinatrice regionale di Forza Italia si è poi soffermata sul dibattito interno al partito in Calabria. Ci sono sempre gli scontenti, a partire da chi ambiva ad una candidatura, ma, dice, mi sembra strano il fatto che queste critiche siano tutte uguali, stereotipate, quasi che siano scritte dalla stessa mano. Ora, ha aggiunto, guardiamo avanti, intendiamo fare tesoro di tutte le esperienze per migliorare, perché nessuno ha la presunzione di ritenersi infallibile, nemmeno questo gruppo dirigente ovviamente, ma siamo sempre in divenire, pronti a migliorarci. Iole Santelli affronta poi il tema delle regionali. C'è ancora 1 anno e mezzo, per il momento, ha spiegato, lavoriamo su un progetto e su un programma per la Calabria e poi ovviamente dobbiamo mettere in campo una figura che risponda ad un preciso identikit, una figura che con la propria esperienza ha dimostrato di dare risultati e di essere credibile agli occhi dei cittadini, perché oggi è proprio la credibilità, ha concluso, l'unico modo per rispondere all'antipolitica. Nessuna ressa nei CAF calabresi per il reddito di cittadinanza. Gli impiegati chiariscono e dicono chieste informazioni solo durante la campagna elettorale. Sentiamo Gianluca Pasqua. Noi le file le conosciamo bene e solo qualche settimana fa siamo stati spalla a spalla con centinaia di persone in attesa di informazioni o documenti utili per cercare un lavoro o ricevere un sussidio. C'era gente vera, in carne, ossa, bisogni e speranze, all'ufficio provinciale del lavoro. E poi c'è la fantasia, quella che sul web ha gonfiato le decine di persone che hanno chiesto informazioni sul reddito di cittadinanza in qualche CAF pugliese, siciliano o calabrese, facendole diventare centinaia, migliaia. Una fake news o bufala
chiamatela come volete, che è stata ripresa anche da media nazionali, prima di essere smascherata e ha dato adito a qualche malpensante di sparare a zero sul Sud e sui suoi abitanti. Noi siamo andati in alcuni CAF di Cosenza a chiedere spiegazioni e le file non le abbiamo trovate. No, fino adesso sicuramente no. Né informazioni né tantomeno queste file di cui si è parlato su alcuni siti? Almeno qua al CAF CGIL di Cosenza no, sicuramente, credo nemmeno nel nostro comprensorio. Assolutamente no, qua la situazione è abbastanza tranquilla, nessuno è venuto per chiederci di questo reddito di cittadinanza che ancora non ci sanno né requisiti né nulla, sostanzialmente nulla. Ha letto delle presunte file che si sarebbero verificate in Puglia e Basilicata? Ho letto di queste file, ma sinceramente la cosa mi ha stupito. Qua non è venuto nessuno. I centri di assistenza fiscale sono dei punti di riferimento per i cittadini che durante la campagna elettorale hanno chiesto invece chiarimenti sulle proposte dei diversi schieramenti e si sono affidati ai responsabili e agli operatori per le misure già esistenti, come la REI. Sicuramente prima delle elezioni, devo dire la verità, alcune persone si sono informate che cosa significava questo reddito di cittadinanza o altro, insomma, di questa campagna elettorale relativo, diciamo, a materie più legate alla fiscalità. Sicuramente sì, però dopo no, dopo l'esito delle elezioni no. Abbiamo avuto un mesetto e mezzo fa, per quanto riguarda la REI, qua sono venuti, abbiamo fatto tutto quello che bisognava fare, le dichiarazioni ISEE, abbiamo preparato tutto quanto. Sembra strano che in Calabria, dove il livello di disoccupazione è altissimo e, come dice la disperazione c'è, non ci sia al momento cascato nessuno. Significa che i calabresi sono intelligenti, persone intelligenti sicuramente, quindi attendono eventualmente la concretizzazione di questi enunciati, chiamiamoli così, insomma. Controlli e perquisizioni a Cosenza da parte dei carabinieri in alcune aree della città considerate critiche. Vasta operazione di controllo del territorio che dalla notte scorsa ha visto impegnati oltre 130 militari coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, passate al setaccio alcune aree della città considerate critiche, perquisizioni in particolare nel villaggio Rom di Via degli Stadi. L'operazione è stata disposta dal tenente colonnello Piero Sutera, comandante provinciale dei Carabinieri di Cosenza. Voglio sottolineare che si tratta di un servizio preventivo che è stato strutturato dal Comando Provinciale di Cosenza d'intesa con la Procura della Repubblica di Cosenza e che ha visto coinvolto oltre ai militari del comando provinciale anche delle aliquote di supporto tra cui squadriglie dello squadrone riportato cacciatori di Calabria e unità cinofile. L'obiettivo del servizio è sostanzialmente riaffermare la presenza dello Stato in un'area che pare al di fuori dei circuiti di legalità cittadina. L'esito del servizio si potrebbe riassumere in una serie di numeri che le vado ad elencare. Sono stati arrestati 6 soggetti per furto di energia elettrica, avendo fatto degli allacci abusivi direttamente alla rete elettrica. Sono stati ulteriormente deferiti all'autorità giudiziaria altre 7 persone per sempre furto di energia elettrica o occupazione abusiva e poi sono stati chiaramente condotti accertamenti che hanno portato l'Italgas per esempio a procedere a una serie di distacchi, 37 distacchi di allacci, così come l'Enel ha dovuto procedere a degli ulteriori distacchi. E sono ancora in corso gli accertamenti con Comune e Aterp per verificare se i soggetti identificati quali possessori degli immobili sono sostanzialmente rispondenti a coloro i quali risultano essere i reali assegnatari delle unità abitative. Si è proceduto al sequestro di 2 aree dove vi erano enormi cumuli di rifiuti speciali pericolosi, tra cui carcasse di auto o una serie di pneumatici. Credo che in questo momento il dato saliente che dobbiamo affermare è che quando si parla di legalità bisogna sicuramente non fare riferimento a uno slogan ma a fatti concreti, e questo credo che sia un dato assolutamente tangibile.
È finito in manette dopo aver accoltellato il vicino di casa, è accaduto a Rombiolo, nel Vibonese. Questo il coltello a serramanico utilizzato da un cinquantenne per ferire il vicino di casa. Il fatto è accaduto a Rombiolo, nel Vibonese. In manette è finito Raffaele La Rosa, che al culmine di una lite avrebbe colpito un 46enne. Il litigio sarebbe scoppiato per il rumore causato dai figli di uno dei protagonisti della vicenda, che stavano giocando sul pianerottolo. Il vicino si è lamentato per gli schiamazzi dei bambini, così tra i due ne è nata una discussione, terminata poi con l'accoltellamento. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, la vittima presentava 2 grossi squarci al volto e all'addome. Ha indicato il suo aggressore, poi è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Vibo Valentia, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Aveva perso molto sangue, ma secondo quanto si è appreso adesso è fuori pericolo. Anche l'autore dell'accoltellamento è stato portato in ospedale a Tropea. Si era infatti ferito ad una mano con il coltello utilizzato per colpire il vicino di casa. Il cinquantenne quindi è stato arrestato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Sorpresi con 2 involucri contenenti 106 grammi di cocaina sulla strada statale 106, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Catanzaro i 2 già noti alle forze dell'ordine. La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato 30.000 euro. Un fabbricato rurale abusivo è stato scoperto a Scandale dai carabinieri forestali, che hanno denunciato il proprietario dell'area per abuso edilizio. Dagli accertamenti svolti nell'ufficio tecnico del municipio è emerso che l'opera, destinata alla conservazione degli attrezzi e prodotti agricoli, era priva di atti d'assenso per l'edificazione. 4 automezzi utilizzati per la raccolta differenziata nel comune di Girifalco, nel Catanzarese, sono stati danneggiati. I mezzi di proprietà di una ditta privata che opera per conto del municipio. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere di videosorveglianza. È stata investita da un'auto a Catanzaro Lido, una donna è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L'incidente è in contrada Fortuna, vicino alla stazione ferroviaria. Sull'accaduto indaga la polizia stradale. La lontra è tornata nel Parco del Pollino, sarebbero almeno una decina gli esemplari avvistati nell'area del fiume Lao. L'animale si nutre prevalentemente di pesci, rane, rospi, vennuti e la sua presenza nell'ambiente acquatico è ritenuto sinonimo di ricchezza ambientale. A Roccella lo spettacolo Come un granello di sabbia, Giuseppe Gulotta, storia di un innocente. Avanti adesso, ora, non domani, ora Palladino, che l'ammazzasti tu, figlio! Sì, io l'ammazzai. Una storia dai contorni oscuri e tormentati, la vicenda legale, che vede come protagonista Giuseppe Gulotta, arriva in teatro raccontando una lunghissima serie di omissioni, errori, leggerezze, falsificazioni, palesi violazioni della legge che oggi fanno definire questa vicenda come una vera e propria frode giudiziaria. Un'occasione importante per far conoscere al pubblico la storia e la lotta di un uomo coinvolto suo malgrado in un errore, che vuole a tutti i costi ottenere verità e giustizia dopo oltre 36 anni di calvario giudiziario e 22 di ingiusta detenzione, riconosciuta nel 2012 con il 10° di una lunga serie di processi di revisione che lo hanno definitivamente riabilitato, condannando lo Stato a pagare 6,5 milioni di euro di risarcimento. Questo spettacolo ha avuto la fortuna di nascere grazie al rapporto umano che abbiamo costruito e a questa bellissima amicizia che è nata proprio con Giuseppe. Quindi più che tutta la ricerca storica che è stata necessaria per preparare lo spettacolo è stato proprio la conoscenza di Giuseppe e quello che lui ci ha trasmesso con la sua straordinaria umanità ad essere poi parte viva dello spettacolo. Questo è stata una grande opportunità e per noi un grande onore. Il titolo prende spunto proprio dal suo esempio. Gulotta infatti è un innocente che non è mai fuggito, ha lottato a testa alta, restando lì come un granello di sabbia all'interno di un ingranaggio più grande di lui. La nostra responsabilità come compagnia teatrale insieme a Massimo Barile e al gruppo di lavoro è quella di cercare di raccontarla con la maggiore adesione alla verità e alla realtà. A San Marco Argentano la lezione di Mogol agli studenti dell'Istituto Comprensivo.
È il paroliere più famoso d'Italia e rappresenta un vero mito della musica italiana, stimato e apprezzato da vecchi e giovani per i suoi famosi testi, che hanno segnato la storia dagli anni 60 ad oggi, portando al successo tanti cantanti. Scrittore, produttore, discografico e soprattutto artista, Mogol è tornato in Calabria e ha tenuto una Lectio Magistralis presso l'Istituto di Istruzione Superiore di San Marco Argentano. Parole forti e incoraggianti per arrivare dritto al cuore delle nuove generazioni. Non permettete a nessuno di dirvi che non avete talento, ha detto Mogol parlando alla platea. Il talento è latente in ogni persona, lo abbiamo tutti. Poi ha portato la sua esperienza dicendo che da piccolo a scuola facevo più fatica dei miei compagni e allora ero preoccupato per il mio futuro. Pensavo a cosa avrei potuto fare e poi la vita mi ha riservato ciò che conoscete. Le possibilità che abbiamo sono incredibili, ma il talento va coltivato. La scuola come palestra per formare gli artisti del futuro, questo è l'obiettivo secondo l'artista, che vestito casual ha iniziato il suo racconto quasi si trovasse fra amici, con ragazze e ragazzi che hanno ascoltato le parole del poeta che ha attraversato la musica italiana, trasformando le note in poesia, scrivendo testi indimenticabili per tutti i maggiori artisti. Siamo adesso allo sport, domani alle 14:30 al Marulla di Cosenza la squadra allenata da Braglia cercherà di recuperare lo svantaggio rimediato nella gara d'andata con la Viterbese in palio, la finale di Coppa Italia. Potrebbe essere la partita dell'anno per il Cosenza, lo scoglio da superare per accedere alla finalissima di Coppa Italia di Serie C. I lupi domani alle 14:30 si giocheranno il tutto per tutto contro la Viterbese, dopo la gara persa a Rocchi e che ha portato con sé tante polemiche. Il 3-1 dell'andata comunque lascia aperte le speranze per la squadra di Braglia, che però dovrà fare i conti con tante assenze. Mancheranno Mungo, Corsi e Loviso appiedati dal giudice sportivo, Pasqualoni e Bruccini invece sono infortunati. Servirà la spinta del pubblico con la società che ha fissato dei prezzi simbolici per i settori popolari ad 1 e 2 euro e forti sconti per i restanti settori. Il mister dovrà scegliere la coppia di attaccanti da schierare, il miglior assetto tattico per vincere le resistenze di una Viterbese con un piede già in finale. Sicuramente ci saranno i vari Tutino, Cherè che ho trovato, chi ha più bisogno di giocare li faremo giocare e poi vedremo di cambiare anche qualcosa. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteincalabria.it. Anche nelle prossime ore persisteranno condizioni di tempo instabile con piogge, più probabili sulle aree tirreniche, a causa della presenza di correnti umide occidentali di origine atlantica. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani nubi sparse sulle zone tirreniche con piovaschi, poco nuvoloso sulle aree ioniche, temperature stazionarie. Passiamo ora alle mappe di mari e venti. Domani molto mosso il Tirreno, poco mosso lo Ionio, venti da ponente deboli e moderati. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteincalabria.it. È tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. E grazie per aver seguito il nostro TG, buon proseguimento di serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.